Aqui abbiamo avuto in due interviste un fund che era il fund del Sirdoc e giustamente abbiamo M. Amel aqui presente che va nous expliquer un peu de qu'est-ce que le Sirdoc et comment fonctionne après. D'accord, a me plaisir d'imprimer de qu'est-ce que vuol dire que le mood Sirdoc che fin finale sono pla mas d'un altro costat di pas gran causa. E la costume di dire che fin finale lo Sirdoc sa funzione premiera è di fare per la lingua occitana so che la Biblioteca Nazionale di Francia fa per la lingua francese. È a dire che se imprimier un gran fonds documentari per ammassare a Muruna tutto ciò che possiamo trovare nel dominio occitano e poi di un tempo secondo tutti aquelli documenti, aquella documentazione della mettere in mano del pubblico il largo possibile e ancora per una lunga durata, senza la lunga memoria dell'Occità, tanto come possibile. Allora, per il momento lo Sirdoc deve forza al SIDO. Lo SIDO, che era un'associazione creata per Yves Rouqueta nel 1975 e che cominciò a quel lavoro da Muruna, da massa di documentazione. Allora d'ara al Sirdoc abbiamo mai di 70.000 documenti a disposizione e abbiamo l'ambizione di continuare a far prosperare quel gran dominio. D'un altro costat, siamo a un momento di cambiamento del Sirdoc. Ora abbiamo cominciato un lungo e bravo programma di numerizzazione sistematica di tutto ciò che è libro di diritti della materia occitana per mettere tutto in linea, come cadun una questione sul pianeta, 24 ore su 24, per il prezzo di un abbonamento internet, avrà apposito i grandi testi occitani e a me i servizi di motori di ricerca potenti. Lo Sirdoc ben depassa un anno e mezzo per s'equipare a livello informatico. Abbiamo un ingegnere informatico che lavora al Sirdoc da un paio di 2 anni e che ha installato un buon sistema forse potente, capace di intamenare a quella grande mutazione. E dunque, a dire che l'obiettivo è nel 2020 di preparare la grande mediateca occitana in linea, a distanza, apposita di cadun, la nuit, le matin, per la giornata, a distanza vuol dire senza desplazamento, perché lo faccio di questa etapa a Béziers è un formidabile, perché Béziers è una villa formidabile, ma una storia occitana forte e lo venendo di passare. E lo venendo di passare bravamente, ma possiamo pas demandare al mondo di venire tutti a Béziers perché ora fa troppo di trasporto. Dunque, cominciamo noi da una capa al mondo e è un po' ciò che possiamo dire all'oradare dell'Occità. Concrètement, ça veut dire que cette entreviste qui sera sur YouTube, mais también sera disponible ultérieurement dans le fond del Sirdoc. Donc, toute institution qui fait quelque chose sur l'Occità a intérêt de faire savoir al Sirdoc un document est disponible ou le mandat al Sirdoc et d'aller le droit al Sirdoc. Assolutamente, è vero che è un riflesso che al cominciare a creare la memoria si bastisce cada giorno e ciò che è passato ieri fa parte già della storia. Per esempio, dimecres eren a Béziers per fare un gran omenatge alla valentisa dels besierencs de 1209 che hanno avuto il coraggio di dire di no al legat del Papa che loro demandava degli ora d'omes per lo scremare. Noi pensiamo che l'omenatge che abbiamo fatto fa già parte della storia e che in 100 anni, quando d'altri mondi saranno a se caricare pensi ancora mai numerosi che altri, di fare in città un omenatge per i besierencs del 1209, saranno contenti di trappare ciò che avevano ensaggiato di fare altri e di bello trovare che ne facciamo pas più, trovare che abbiamo pas più cavato la questione e che aniranno mai lì. Lo tutto è di cominciare a creare il riflesso in cada scrivano, in cada artista, creatore che ciò che fa in lingua nostra normalmente dovrebbe trovare sa place in quel luogo per demorare a disposizione delle generazioni venenti.